Eccolo qua. Allora, eccoci ritornati in studio per parlare, come si diceva, di quello che sta accadendo in Europa, del dibattito che si è aperto sul Recovery Fund, sul MES. Sul denaro che l'Europa dovrebbe concedere ai paesi che in questo momento hanno necessità, ma teniamo presente che non è solo, anche se all'Italia fanno vedere che ci danno, o speriamo che ce li diano poi, un sacco di miliardi, non è che poi la Germania non se ne prenda. Se ne prende sotto altro aspetto, quindi sono meno evidenti, ma se ne prende molti di più. E questo è uno dei motivi per cui poi c'è naturalmente chi mette, diciamo, il bastone tra le ruote, e allora anche questo fa parte della politica europea, e abbiamo visto che è sempre una politica un po' strana, che bisognerebbe riuscire a mettere d'accordo tutti per il vantaggio di tutti e non solo alcuni a svantaggio di altri, e questo naturalmente dobbiamo ancora impararlo. Prego. Certo, allora. Presentiamo gli ospiti che sono con noi in questa parte della trasmissione. Saluto Renato Mason, buonasera. Mason è il segretario della CGA di Mestre. Grazie per essere qua con noi, benvenuto nello studio di TV7 Match. Buonasera a Gianangelo Bellati. Buonasera Bellati. Buonasera. Grazie anche a lei per essere qua, è un economista e presidente anche di Lungarone Fiere. Buonasera e grazie della sua presenza. Allora, dicevamo recovery Plan, Recovery Fund, MES, Next Generation EU, insomma c'è di tutto, c'è questo grandissimo progetto di, chiamiamolo così, di finanziamento, dopo bisognerà capire se i soldi sono regalati, se sono in prestito, come dovremmo restituirli, ma comunque da parte della realtà europea per sostenere i paesi in difficoltà in questo periodo dopo in seguito alla pandemia che stiamo ancora seguendo, allora, che stiamo ancora vivendo. Allora, prima di iniziare a parlare vi proponiamo un breve servizio che fa un po' il punto della situazione, vediamo. Doveva arrivare a luglio, poi a settembre, e invece ci sarà ancora da aspettare. Sul Recovery Fund, gli oltre 750 miliardi tra prestiti e sovvenzioni messi a disposizione dall'Unione Europea per sostenere i paesi alle prese con le difficoltà economiche dovute alla pandemia, in Europa ancora si tratta. Il meccanismo è bloccato infatti dalla posizione di Polonia e Ungheria, che si sono messi di traverso sul cosiddetto regolamento a tutela dello Stato di diritto. È un veto storico quello dei due paesi, che si oppongono alla proposta di Commissione Europea, Presidenza tedesca dell'Unione, Parlamento europeo, di condizionare l'erogazione dei contributi al rispetto dello Stato di diritto e i diritti civili fondamentali. Per Ungheria e Polonia, accusati di violare principi come la separazione dei poteri o la libertà di informazione, sarebbe sicuramente un duro colpo, ma i due leader hanno rilanciato alzando la posta, minacciando con il loro veto di bloccare il bilancio europeo per i prossimi 7 anni. Ma a Ungheria e Polonia conviene fare una guerra contro questo meccanismo? Con il nuovo regolamento riceverebbero gli stessi soldi? Anche loro hanno bisogno di aiuti economici, hanno altri paesi che potrebbero sostenerli? La proposta di Budapest e Varsavia è quella di tornare all'accordo raggiunto a luglio. La sanzione si applica solo in caso di violazioni, non del semplice sospetto, come prevede il nuovo regolamento. Intanto gli Stati dell'Unione Europea, Italia in primis, sono pronti ad aprire la cassaforte per accogliere i 750 miliardi di aiuti messi a disposizione. Ma questi soldi arriveranno? E da dove arriveranno? C'è qualcuno che ci guadagna di più dal Recovery Fund? È giusto che questa pioggia di miliardi sia vincolata a dei progetti che devono essere approvati a livello europeo? Cosa succederà se questi programmi poi non dovessero essere rispettati? E questi soldi dovranno essere restituiti? E come? Tra Recovery Fund e MES ci sono aiuti gratis? Tante domande a cui è ancora difficile dare una risposta certa. Di sicuro i prossimi giorni saranno quelli decisivi per tentare di riuscire a ricucire lo strappo, a trovare una terza via per sbloccare la situazione e ritrovare una unità indispensabile per l'Unione Europea. Senza l'accordo sul bilancio 2021-2027 si entrerebbe in esercizio provvisorio, uno scenario che implicherebbe dei tagli significativi alla disponibilità rispetto a una situazione di normalità col bilancio e il Recovery Fund in corso. Il bilancio dovrà essere approvato nel corso della cosiddetta procedura di riconciliazione. Il termine ultimo disponibile è il prossimo 7 dicembre.
Ecco, allora, un po' questa la situazione, è una situazione ancora di, come dire, di attesa, Bellati. C'è un incontro... Sì, allora, attenzione, perché di attesa per alcuni di questi interventi finanziari, perché attenzione, in questo momento la BCE sta garantendo un aumento del debito pubblico italiano molto importante a tassi estremamente vantaggiosi, perché voi sapete che il debito pubblico italiano ha un rating, cioè una valutazione fatta dagli istituti finanziari internazionali di titoli spazzatura, sono i titoli di Stato, quindi il debito pubblico italiano. Se il debito pubblico italiano trova mercato e può essere venduto a un prezzo molto basso, quindi a un tasso di interesse basso, è grazie alla garanzia della BCE, che vuol dire grazie alla garanzia della Germania. A questo punto mi ricordo che un economista ieri o l'altro ieri in una trasmissione ha detto: la Germania sta salvando in questo momento l'Europa, domandiamoci perché sta salvando l'Europa, quindi un ragionamento intelligente, serio sul perché la Germania sta facendo questo investimento potrebbe essere molto interessante, perché senza l'intervento tedesco noi non potremo permetterci il lusso di avere un debito pubblico che sta andando verso il 165% del PIL a fondo, in totale. Invece, quindi questo è già operativo. Poi ci sono due strumenti diversi: il Recovery Fund, che fa parte del Recovery Plan, che sono una cifra piuttosto cospicua che sarà divisa fra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti a favore del nostro Paese. Dovrebbero essere sui 200 miliardi, poco 209 più di 200 miliardi. Esatto, i quali miliardi sono però sottoposti ancora ad una bisogno, diciamo, di unanimità, dove mancano alcuni paesi che per fortuna nostra sono paesi molto piccoli, sono l'Ungheria, contano poco dal punto di vista economico, altri paesi, i quali stanno cercando ovviamente di alzare la posta in gioco per avere maggiori vantaggi. Ricordiamoci che sono paesi che hanno avuto tantissimi soldi, soprattutto dalla Germania, ma anche dall'Unione Europea, da quando sono entrati dentro nell'Unione Europea. Cioè, prima di entrare nell'Unione Europea, ricordiamo, e anche qua la solita domanda: perché lo fa la Germania? Il totale, i donors, cioè i finanziatori internazionali che hanno dato soldi ai paesi che sono entrati dell'est all'interno dell'Europa centro-orientale, all'interno dell'Unione Europea, la Germania ha dato più del totale di tutti i donors internazionali, compresi gli Stati Uniti, ai paesi che sono entrati nella Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, eccetera, eccetera, no? Ora, ha fatto un grande investimento la Germania, forse un investimento che era facoltativo, mentre potrebbe essere obbligatorio per quanto invece riguarda il sistema BCE di cui parlavo poco fa. Infine c'è il MES. Il MES è un accordo fra Stati che non è comunitarizzato, come si usa dire, cioè una procedura per il momento di decisione fra Stati, dove ogni Stato ci ha messo una quota, l'Italia ha messo il 17%, e poi dopo c'è una riforma che prevede che sia comunitarizzato, cioè che la decisione non venga più presa dagli Stati singoli, ma dall'Unione Europea nel suo complesso. Chiudo solo dicendo: tutti questi soldi comunque arrivano da soldi dei cittadini europei, chi più, chi meno, cioè non è che sono soldi che nascono, può esserci anche carta stampata, cioè può esserci un maggiore afflusso di moneta stampata, però sono sempre soldi che poi generano debito pubblico. Di dritto o di storto bisogna essere sempre attenti, perché bisognerebbe anche pensare a tornare indietro. Ma è carta stampata o sono soldi veri? Cos'è? Ma lì dobbiamo andare a imparare dagli oggi americani, di denaro. Qual è il concetto? Che non è quello che abbiamo parlato poc'anzi, quando gli Stati Uniti avevano una base aurea e dovevano far fronte con la carta all'oro depositato, che poi era l'oro del Klondike, sì, famoso. Fu nel 71 con Nixon che venne tolta la parità dollaro-oro, e quindi poi dopo con Clinton, molto tempo dopo, ci fu una grande libertà, e dopo nacquero tutti questi strumenti finanziari che fanno sì che praticamente il debito pubblico globale nel mondo sia di 7 volte circa quello che è il PIL, cioè il prodotto di ogni anno del mondo. È 100, mettiamo, questi strumenti finanziari sono 700, sì. Quindi diciamo che da quando è stato appunto tolto, sicuramente lo zecchino d'oro della Repubblica Serenissima era ancorato all'oro, quindi era vero, non era
finto. Abbiamo molti denari che, se tutti i cittadini andassero improvvisamente nelle banche a chiedere i soldi che hanno messo imprese, cittadini nelle banche, non ci sarebbero i soldi nelle banche, perché sono stati moltiplicati secondo certi fattori, alcuni paesi più di altri. Gli Stati Uniti hanno fatto in questo caso, ahimè, scuola, e infatti hanno anche loro un debito pubblico molto alto. Forse anche noi, l'Europa molto attenta, perché ci sono i tedeschi che stanno molto attenti all'aumento del debito pubblico, loro ce l'hanno molto basso, ricordiamolo, stanno facendo un'eccezione dovuta a Covid. Storicamente questa disparità tra oro e carta, no? Quindi la base aurea, se ricordo bene ci fu un tedesco che la inaugurò all'epoca della Grande Depressione, un grande ministro di Weimar, vuol dire, l'epoca di Weimar. No, sì, il ministro di Adolfo Hitler, Schacht, che disse: da questo momento il marco decido io quello che vale, e da quel momento cominciò un altro tipo di rapporto denaro base aurea che prima non si poteva neanche ammettere. Ecco, questo fu Schacht, poi fu il finanziatore dell'attentato di Hitler, però nessuno ebbe il coraggio di ammazzarlo. Ammazzarono il grande generale La Volpe del deserto, però lui lo misero ad Dachau e se la cavò, tant'è che fu processato a Norimberga, perché aveva fatto, lui praticamente ha creato l'economia tedesca del Terzo Reich, e fu assolto proprio perché aveva finanziato l'attentato. Ma a parte questo, prego. Sì, no, appunto, allora col Renato Mason, Bellati ha parlato di recovery plan, recovery fund e quant'altro. Allora la cosa importante in questo momento è il recovery plan. Dobbiamo riuscire a presentare un progetto che sia, come si diceva nel servizio, poi accettato, validato dalla Commissione. Sì, intanto faccio 2 o 3 precisazioni che aiutano poi a entrare sul tema. Primo, per la prima volta la Comunità Europea entra, passatemi un termine sportivo, a gamba tesa nel gioco economico, cioè è attore economico in positivo, cioè nel senso che dice: io raccolgo risorse e le metto a disposizione dopo vediamo il per. Quindi questo è un primo fatto positivo che va detto con molta chiarezza, pur essendo io un po' scettico su alcune altre cose. La seconda cosa è che gli attori che giocano la partita su questo tavolo, oltre alla Comunità Europea, alla Commissione Europea, c'è la BCE, citata anche da Gianangelo Bellati, la BCE che ha un gioco decisamente importante, un ruolo, un gioco decisamente importante al tavolo. Poi ci sono i singoli Stati. Non dimentichiamo che ci sono i singoli Stati europei, 28 erano, 27 diventeranno fra qualche settimana con l'uscita dell'Inghilterra. Della Gran Bretagna. Della Gran Bretagna e dell'Inghilterra. Allora, perché faccio queste precisazioni? Perché gli attori in campo, soprattutto Commissione Europea e BCE, hanno un obiettivo importante, che è quello, alla luce della pandemia, alla luce della situazione economica difficilissima, è tentare di mettere a disposizione, usiamo il piano Marshall perché è conosciuto, usiamo il termine piano Marshall, cioè un piano complessivo, ecco il Recovery Fund, un piano complessivo con risorse per la ripartenza, per la crescita. Attenti però, la scelta fatta non è una scelta, come dire, alla San Vincenzo de Paoli, è una scelta economica, cioè deve rispondere a dei criteri di qualità, di efficienza, di efficacia degli interventi, di qualità, efficienza e efficacia degli interventi. Allora, queste premesse mi portano a fare adesso delle considerazioni rispetto alla domanda posta. Primo, il Recovery Fund o comunque le azioni messe in campo dagli attori europei sono azioni più sul fronte dei prestiti, ecco il ragionamento che faceva prima lei,
più sul fronte dei prestiti che sul fronte delle cosiddette sovvenzioni, fondo perduto, usiamo il termine che vogliamo, regali, ecco, sono ancora più, come dire, terra, regali. No, sono dei prestiti. Cioè per noi che andiamo a usufruire di questi fondi, sia esso recovery, sia esso il MES, sia esso anche il SURE, eccetera, sono strumenti che per noi significano debito pubblico. Nei confronti dell'Europa, della BCE, invece che nei confronti degli investitori privati. Comunque il debito è nel nostro bilancio. E teniamo presente che noi a Ragione Bellati viaggiamo verso il 165%, 160 ormai è già acquisito, andiamo verso il 165% di debito rispetto al PIL, cioè la nostra ricchezza è già una volta e mezza abbondante, come dire, impegnata, anche qui uso un termine molto plastico, mangiata dal debito che abbiamo. Allora, detto questo, perché sottolineo? 165 durante l'anno. Ogni 100 euro di ricchezza che noi abbiamo un debito di 165. Accumulato nel corso degli anni. Il cittadino italiano quando nasce... Questo capitale, parliamo del bilancio dello Stato italiano annuale? No, sì, questo è il debito, non è il deficit, è il debito. Il debito accumulato. Ogni cittadino italiano ha circa 40.000 euro di debito sulla propria testa. Anche chi nasce, chi è nato da 2 minuti. Si è fatto un mutuo. Senza colpa. Si è fatto un mutuo. Esatto, è come facessi un mutuo, ma più grande della capacità che poi io ho di restituire capitale e interessi. Allora, perché faccio questo ragionamento? Perché quando noi ascoltiamo il dibattito politico, i talk show, anche le dichiarazioni di persone importanti, parlamentari, Senato, eccetera, spesso viene dimenticato che sono dei debiti. E per restituire questi debiti, lo faccio in 5 anni, in 10, in 15, devo restituirli comunque, io devo garantire una situazione interna, e vengo a un passaggio che ha fatto prima Gianangelo Belatti, devo garantire una situazione economica interna di crescita, tale per cui la mia crescita mi consente di rendere sostenibile questo debito. Siamo in queste condizioni? Questa è la domanda vera che dobbiamo porci. Se la risposta è sì, siamo in queste condizioni, bene, facciamo il debito, recovery, presentiamo i progetti, 60, ne sono arrivati 600, bisogna tagliare, quindi bisogna riportarci 600 miliardi di progetti, bisogna riportarci ai 209, diciamo 200 miliardi previsti. Questo è il primo passaggio da fare. Il secondo passaggio, o noi questi soldi li impegniamo bene, cioè li rendiamo produttivi ai fini della crescita economica, quindi ci cresce la ricchezza e il debito lo teniamo fermo, vuol dire che percentualmente cala il peso del debito, allora lo rendiamo sostenibile. Cioè, riusciamo a ripagarlo. Se non facciamo questo, qualcuno ha detto che bisogna azzerare i debiti, non so se sia un passaggio politico, comunque un personaggio importante è il Presidente del Parlamento europeo che ha proposto l'azzeramento o una riduzione dei debiti. Questo è il punto forte, su questo si giocano, e adesso scusa, l'ho fatta lunga, ma si gioca il valore del prendere i soldi del recovery, non prenderli, i soldi del MES, non prenderli, tutta la polemica a cui assistiamo proprio in queste ore. Introdurrei una piccola scheggia. Se non ci danno i soldi, se l'Europa non ci dà i soldi, vuol dire che il governo, lo Stato, deve fare una patrimoniale, se no non trova i soldi. No, non è detto. Non c'è un legame. Dove li troveremmo altrimenti? No, allora, vorrei dare una nota di ottimismo e di pessimismo a quanto ha detto Renato, poi mi collego Mason e mi collego a questa sua osservazione. La nota di ottimismo: i soldi che normalmente dà l'Europa non sono soldi per spese di funzionamento, ma sono soldi per spese di investimento. Cioè tu non puoi prendere, che dire, abbiamo un problema di occupazione, siccome noi abbiamo 500 forestali in Veneto e in Sicilia ne abbiamo 25.000, facciamo anche noi come la Sicilia, con i soldi europei ne prendiamo 25.000.
35.000, impossibile. Con i soldi europei te li bloccano subito. Non produce ricchezza. No, per fortuna sono organismi di controllo seri. Quello che noi come Italia del Nord non abbiamo fatto, dando il contributo alle regioni meno ricche, perché abbiamo lasciato che spendessero i soldi come volevano loro, in questo caso non è possibile, per fortuna. Quindi questi soldi devono generare, questa è la nota di ottimismo, per forza sono investimenti, infrastrutture per esempio, servizi ai cittadini, devono generare in qualche modo reddito, altrimenti non vengono concessi. Però c'è un però, il però sta nel fatto, riusciamo noi ad utilizzare tutti questi denari? Perché il problema dell'utilizzo dei denari sta nel fatto di organizzare la cosiddetta, diciamo, domanda. Chi è che fa la domanda dei fondi? La fanno gli enti locali, la fanno gli enti regionali, anche enti statali che devono fare grandi infrastrutture, ma la fanno soprattutto i privati che devono poi creare imprese, attività di impresa per. Chi è che organizza la domanda? Se la risposta dell'attuale governo è creo un team, un altro team, dopo quello che c'è dei 450 esperti Covid, che si vede che dopo infatti fanno molta fatica a decidere e prendono a volte decisioni un po' particolari. Se lo stesso avviene anche per i recovery fund, dove c'è un numero non di 450 ma previsto di 300 esperti, che attenzione non sono distribuiti sul territorio, perché è sul territorio che tu devi organizzare la domanda di investimento, non lo puoi fare da Roma, devi andare sul territorio, e se questi 300 invece fanno la loro vita nei palazzi romani, la risposta è già molto pessimista. A capo di 6 manager, no? Ci dovrebbero essere 6 manager. Adesso però ci deve essere un altro manager sopra i 6 manager, quindi un manager, 6 manager, 300 persone. Queste cose tendenzialmente non funzionano. Ed ecco perché esiste una politica regionale dell'Unione Europea, che speriamo a quel punto venga applicata, che obbliga che la gestione venga demandata agli enti regionali e enti locali, perché a Bruxelles sanno che in alcuni paesi, anche come il nostro, c'è una necessità di essere operativi, non teorici a Roma, ma operativi sul territorio, discorso delle autonomie, discorso del portare le decisioni sul territorio e non a livello centrale, non le decisioni, scusate, la gestione a livello territoriale e non centrale. Però c'è un altro punto, chiedo scusa, da chiarire perché mi pare importante nel ragionamento. Un altro punto da chiarire. La Comunità Europea, quando ha messo a disposizione, quando ha deliberato di mettere a disposizione, non sono ancora stati come dire, definitivamente approvati, i 750 miliardi complessivi per il Recovery Fund, ha detto come spendere questi soldi. Cioè dice, per il 40% circa, per la verità 38 e rotti, per il 40% circa tu li devi spendere nella green economy e nello sviluppo sostenibile, nell'economia circolare. Cioè ha già detto dove devi spendere. Ha dato l'indirizzo. Tu non puoi spenderli nella parte corrente. Noi italiani siamo bravissimi a spendere i soldi di parte corrente perché aumentiamo le spese che già ci sono, meno bravi sulla parte investimenti, e porto l'esempio del MES. Allora, la polemica sul MES rischia di essere una polemica fasulla, falocca, diciamo noi veneti, nel momento in cui mi mettono delle condizioni di uso, ammesso che chieda i soldi, condizioni di uso per investimenti e in un determinato periodo di tempo. Parlano del 2023, prorogabile forse al 2024. Se qualcuno in Italia pensa di riuscire a spendere 37 miliardi, ammesso che diciamo di prenderli, 37 miliardi, anche fosse a tasso zero, per investimenti nella sanità, non per spesa corrente, non per il personale, non per queste cose, ma per investimenti. Ne abbiamo l'esempio qui a Padova e lo diciamo. L'esempio a Padova è quello dell'ospedale, nuovo ospedale, grande investimento, intuizione felice, progetto decisamente condivisibile, per il quale sarebbe opportuno avere i soldi per poterlo fare subito. Ma noi lo sappiamo. Da quanto tempo stiamo parlando dell'ospedale? 40 anni. Bene. 11 anni fa era stata fatta una delibera di una ultima legislatura, di 3 legislature fa, perché questa è la terza, ma 2 legislature da complete. Era stata fatta come ultima delibera quella di dire ok, approviamo il progetto di costruzione del nuovo ospedale, che era a ovest di Padova.
A 10 anni di distanza siamo ancora alle carte, perché lo abbiamo spostato a est, almeno come decisione, ma una pietra sopra l'altra, anzi, diciamo la verità, non è ancora stato dato l'incarico di progettazione. E siamo a 10 anni. Allora, il MES rischia di essere una discussione farocca, ho usato questo termine per non offendere nessuno, perché proprio ci porteremo a casa dei soldi, ammesso che li prendiamo, che non riusciremo a spendere. Questo è il dramma. Guardate che anche sul Recovery Fund rischiamo di fare la stessa fine, perché siamo fra gli ultimi a presentare il piano di utilizzo di questi soldi che ci daranno, se ce li daranno. Siamo fra gli ultimi. 2. Abbiamo messo nell'elenco, chi l'ha visto, un elenco di iniziative, di investimenti decisamente importante, ma sul quale non siamo ancora partiti, altro che cantierazione subito. Però c'è un piccolo però, che questo è chiaramente, prima anche la banca quando ti presta i soldi vuol sapere come li investi, perché se no non te li dà, se no ti vanno a prendere, e abbiamo visto che fanno, la Popolare di Vicenza insegna, insomma. Ma non è questo il problema, cioè non è una questione, diciamo, più che altro etica, spendili bene, ma anche se li spendo bene, cioè li investo veramente, quell'azienda produrrà utili o manterrà la situazione come era prima. Cioè, quale volano mi dà un'azienda che io vado a formare adesso o vado a incrementare un'azienda? Perché teniamo presente che abbiamo una Cina che ci ha tolto un mercato dove noi eravamo molto ricchi e dove la Germania, che è sempre generosa, ha aperto le porte alla Cina, e così noi ci abbiamo rimesso una barcata di soldi. Se ci troviamo in questa situazione è proprio per questo, perché diciamo le cose come stanno, se no noi ci continuiamo a flagellare, dire che noi non siamo capaci, noi così, noi colà. Entrare nell'euro dovevamo avere un pugno un po' più duro, ma a parte questo, ma noi abbiamo tecnologia che ricompenserà questo debito, perché un conto è dire faccio l'azienda perché almeno occupo un certo numero di operai, ma sappiamo che l'operaio è un'azienda dinamica, incide sul 5, 7, 10%, tutto il resto deve essere tecnologia nuova. Abbiamo persone preparate per fare questo, perché parliamo che dalla Cina arriva un 5G e noi stiamo ancora a non avere nemmeno la rete normale, e lì apriremo una trasmissione sui giochi che stanno facendo queste compagnie, certo. Telecom piuttosto TIM e company, ecco, su tutti i trucchi che stanno facendo. Peraltro, questo è un altro problema aperto ed è una domanda: perché queste grandi aziende pagano le tasse all'estero che non le pagano poi? Allora, questo non è una forma di impoverimento. Allora, prima domanda: abbiamo aziende che metteremo su o amplieremo che siano incapaci di tenere mercato? Secondo, perché non mettiamo delle regole precise europee dove guadagnano le aziende, devono pagare le tasse lì? Prego, allora, voi la risposta. Io ho tre questioni, tre considerazioni anche positive tutto Prego. sommato. La prima: abbiamo noi la capacità di investire efficacemente i soldi che ci arriveranno, se ci arriveranno? Allora, la mia risposta è sostanzialmente positiva e spiego perché. Non a fare gallerie, ponti sullo stretto? No, non parlo di infrastrutture, vedrà che non parlo di infrastrutture. Noi abbiamo almeno tre punti di forza che non sfruttiamo adeguatamente, o meglio, che dobbiamo dopo la pandemia, chissà che finisca, riprendere a rilanciare, e lì siamo vincenti. Il primo: noi abbiamo un paese che ha una ricchezza, come dire, turistica, mi passi questo termine, che vuol dire vacanze, ma vuol dire città d'arte, vuol dire un paese che ha un immenso patrimonio che, se ben
con investimenti seri, efficaci e ben gestito, può dare un apporto importantissimo alla ripresa. 2, vado proprio per titoli come vedete. 2, noi abbiamo un Made in Italy, uso questo termine perché è un termine che ormai è conosciuto, lo sappiamo, noi abbiamo un Made in Italy particolare che solo noi siamo in grado di fare. Guarda che il Made in Italy va dall'agricoltura, dalla filiera agroalimentare fino a prodotti di uso comune, di consumo. Allora, noi abbiamo una come dire, capacità, una caratteristica, abbiamo un forte come dire, connotato in quello che chiamiamo Made in Italy. La riprova è che abbiamo un export decisamente importante. Parlo fino al 31 dicembre 2019, lascio fuori un attimo il Covid. Abbiamo un export decisamente importante, percentualmente sul PIL. Abbiamo un export che è decisamente alto rispetto anche ai nostri competitor europei, è decisamente importante. Quindi abbiamo questa ricchezza, questa Made in Italy che non sappiamo, non vogliamo o non riusciamo a sfruttare adeguatamente. Significa per esempio, per sfruttare adeguatamente, anche essere capaci di imporre delle regole mondiali o regole europee di rispetto dei nostri prodotti. Ho in mente l'agroalimentare in questo momento. Quindi 2, abbiamo questo Made in Italy che è formidabilmente importante. Terzo, e chiudo, scusate se sono stato lungo, terzo, noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Cioè abbiamo dentro la nostra Italia dentro una parte almeno della nostra Italia, abbiamo una capacità di produzione tecnologicamente avanzata, innovativa, tanto che anche dall'estero vengono a chiederci di farci dei pezzi per loro, di farci delle parti di prodotto finale per loro. Allora, in questo senso parlo di tutta la manifattura, non parlo solo di quella. Bene, abbiamo questi tre, mi passi il termine, questi tre aree importantissime. Io sono ottimista, sono molto pessimista su altre cose. Lei è convinto che in questi tre ambiti, diciamo, si riusciranno a utilizzare? Lui è convinto. Il problema è uno, che il turismo non sappiamo sfruttare. E stiamo rovinando le città, e questo è un grosso problema, ma si può fare una trasmissione a parte. Il Made in Italy, allora io sono stato uno dei primi soci del Made in Italy, 1974, ho depositato 1 milione, dopo 3 anni hanno detto ti diamo 10 volte tanto, ci restituisci le quote. Io pensavo di fare un affare, invece non l'ho fatto. Ecco, allora questa era alla Fiera di Milano, c'era uno stand proprio che vendevano il Made in Italy depositato, sì, eccetera eccetera. Il Made in Italy, allora, se non lo si difende non serve a niente. Non c'è dubbio. Se lei va in America, il Made in Italy, cioè il Made in Italy ci sono i magazzini pieni, ma non c'è un prodotto italiano neanche a morire. E sono tutti cinesi. Allora è inutile che io faccia in Cina, ci attacco il bollito, vado in America e ci faccio i soldi, perché gli americani comprano dalla Cina, ci mettono, perché tutti credono al Made in Italy, non lo è, ma non sanno nemmeno cosa sia il Made in Italy. Però viaggia, diciamo, sulla rete. Le chiedo scusa, non voglio interrompere. Vede che lei conferma la mia certo, ma non sappiamo difendere il prodotto. Bravo, che è un problema di regole, è un problema di investimenti, è un problema di capacità, è un problema di formazione delle persone, sì, per costruire. Nel mondo manifatturiero, chiedo scusa se l'ho interrotta. No, prego. Nel mondo manifatturiero abbiamo gli immigranti adesso, perché gli italiani non vanno più a lavorare in fabbrica, il meno possibile, quindi dobbiamo calcolare anche questa cosa qua, che per carità poi l'azienda funziona e facciamo i soldi, però abbiamo un concorrente in Cina che non ha sindacati, che lo stipendio è quello che decide lo Stato o il padrone, e abbiamo un social capitalismo che non si capisce se va dalla parte del capitale o da quale altra parte possa andare, perché non si capisce dove voglia andare. E questa è la grossa problematica. Quindi noi riceviamo i soldi. La mia domanda: abbiamo imprenditori oggi che hanno tecnologia sufficiente per fare concorrenza a livello mondiale, al di là di questi tre aspetti che sicuramente sono la nostra base? Se posso adesso integrare
quanto detto da Però, Renato mi scusi, Mazzoni. siccome abbiamo un passaggio pubblicitario, Certo. la risposta immediatamente dopo. Va bene. Grazie.